questa fantastica manifestazione. Siamo all'epilogo, il momento è importantissimo, sono 4 gli sfidanti, ne rimarrà soltanto uno e sarà il vincitore del Girotondo 2017. Vincitore che sarà decretato facendo la media tra i voti che darete voi, giuria popolare, e quelli che daranno i rappresentanti della giuria tecnica. Oltre al premio assoluto del vincitore della 15ª edizione del Girotondo, ci saranno anche 2 premi speciali assegnati proprio dalla giuria tecnica, un premio della critica, un premio al speciale e poi un premio all'originalità. Quindi saranno anche queste le valutazioni che la giuria tecnica ha dato anche nei giorni scorsi, di cui poi scopriremo il risultato alla fine di questo appuntamento. Diversamente da quanto accaduto nelle precedenti manche, non ci sarà un vincitore ad ognuno dei 2 appuntamenti, ma dovremo aspettare la fine delle 2 gare per scoprire chi salirà sul podio, chi vincerà. Ci sono state delle squadre che hanno cercato di dare il meglio della loro cultura enogastronomica, ci sono state delle squadre che ci sono riuscite e hanno espresso dei piatti veramente importanti. Sono 4 le squadre in finale, erano 6 quelle che gareggiavano. Dall'inizio abbiamo visto l'Italia, il Giappone, il Perù, la Francia, l'Inghilterra e le Mauritius. Sono state 2 le squadre purtroppo che hanno perso e sono state eliminate, stiamo parlando della Francia e dell'Inghilterra. Rimangono quindi il Perù, il Giappone e l'Italia contro Mauritius. Saranno loro che a 4 si sfideranno e saranno le votazioni espresse sia dalla giuria popolare sia dalla giuria tecnica a darci il maggior risultato e di conseguenza a indicarci qual è la squadra che vincerà questo Girotondo. Manifestazione importantissima che però durante il giorno non si esaurisce, perché ci sono i cooking show di grandissimi interpreti della cucina internazionale che vengono qui a Carloforte a fare le loro dimostrazioni, mettendo al centro del piatto quella che è la vocazione di questo luogo, il tonno rosso del Mediterraneo. Ieri spiegavamo come la tonnara fissa sia il miglior metodo di pesca possibile, che è accreditato anche da WWF e da Greenpeace, è il più sostenibile, è quello che riesce a selezionare il tonno in base alle maglie della rete, quindi i pesci più piccoli riescono a tornare alla libertà all'interno delle grandi camere che anticipano la gabbia finale o la camera della morte. I tonni riescono ancora a replicarsi, ad avere il rapporto e quindi a continuare la loro specie. Arrivano qui che sono molto grandi, li abbiamo visti con i nostri occhi entrando dentro la vasca. Ieri ce n'erano 3.000 di pezzature, ben sopra la media stagionale degli ultimi 10 anni. Si è tornati indietro grazie anche alle politiche realizzate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dall'ICAT e dall'Unione Europea. Le pezzature arrivano fino a 600 kg. Abbiamo visto degli autobus lunghissimi, pesantissimi, nuotare nel fondo di questa gabbia che è profonda 35 metri. Ci sarà tra l'altro questa sera, alla fine delle 2 gare, durante la cerimonia di premiazione, a concludere questa 15ª edizione del Girotondo, un taglio fatto proprio dal maestro Haruo Ishikawa, che ci farà vedere come andrà ad incidere con la sua grande sapienza e maestria proprio questo torno, un altro momento da non perdere. Prima però volevo sapere, chi di voi è appena arrivato a Carloforte? Sulle manine anche qui fuori, c'è qualcuno che è arrivato oggi? Sì. Chi ha iniziato l'estate come me a Carloforte? Da questa parte, qualcuno passa. Io... Intanto ben arrivati. Intanto ben arrivati. È bellissimo, sapete che c'è stato il solstizio d'estate, ieri dicevo che per me il solstizio d'estate.
che ci ha creduto, siamo riusciti a realizzare tutto questo. È bellissimo vedere la città gremita. Io continuo a vedere che arrivano i traghetti, non caricano, scaricano e basta, quindi vuol dire che la gente continua ad arrivare anche se è sabato sera. Vuol dire che ci sarà festa tutta la notte e domani ancora attività legate al tonno. Ti do l'ingrato compito di lanciare la squadra italiana, perché in cucina è tutto pronto. È una squadra italiana da 2 giovani promesse che escono in territorio sardo, li abbiamo avuti qua già 2 anni fa come assistenti, quindi la gavetta un po' l'hanno fatta. Federico Floris ha partecipato al Fusco Fest, ha avuto un ottimo risultato, quindi era giusto premiarli. Quindi la squadra italiana è composta da Federico Floris e Niccolò Floris. Non sono parenti, Erano compagni di scuola. compagni di scuola all'istituto qua di Rigesente, quindi abbiamo anche un'eccellenza qua che c'è nel territorio. Mi fa piacere che hanno proprio messo anime e corpi in questo piatto. Hanno voluto raccontare il territorio della Sardegna, abbracciando un po' tutte le micro realtà che abbiamo. Ti va di rimanere con noi mentre vediamo sul monitor le immagini di quello che hanno fatto in cucina in questi giorni, ma anche sul palco? Ecco, lui è Federico, lui è Niccolò, e queste sono le immagini dell'Italia al girotorno. C'è un crescendo di tensione anche in queste musiche che ci accompagnano a questa seconda parte della prima finale della 15ª edizione del Girotorno. Possiamo metterci tutti in piedi perché parte l'inno nazionale e chiamiamo ufficialmente sul palco della finale del Girotorno l'Italia! Presentiamo ancora una volta i 2 amici Floris, Federico e Niccolò, venuti avanti ragazzi. Luigi Pomata che ha partecipato con noi alla presentazione, è lui d'altronde che gestisce tutta la fase di cucina per tutte le squadre ed è lui che li ha accompagnati alla realizzazione di questo piatto già presentato ieri, ha ricevuto molti giudizi positivi, qualche critica, sicuramente le critiche saranno messe a frutto, no? Proprio per un'elaborazione magari leggermente differente rispetto a ieri. Federico, sei emozionatissimo, sei in finale, importante, rappresenti il tuo paese. Sì, sicuramente è una grande emozione. Abbiamo lavorato tanto nuovamente sul piatto, ascoltando le critiche, cercando di apportare delle modifiche, sperando di aver centrato il punto, quindi adesso vedremo l'attimo. Niccolò, cosa avete cambiato? Abbiamo giusto aggiustato un po' la ricotta, rivisitato un po' la fregola, quindi abbiamo ascoltato un po' i consigli che ci sono stati dati dalla giuria. Sì, è vero, perché ieri, scusami, ma ieri la ricotta non aveva convinto tutti
e quindi la giuria ha espresso il proprio pensiero. Loro hanno lavorato sul sapore della ricotta, una ricotta di pecora che non è proprio facile da abbinare al pesce. È un'idea bellissima utilizzare il formaggio con il pesce, un'idea ardita, anche una prova. E poi la fregola, quindi la volontà di rappresentare la Sardegna in profondità, la loro terra di origine, non solo il tonno di Carloforte, ma anche un richiamo alla parte interna della Sardegna, produce grano duro, da cui la fregola, che è proprio il formato di pastina tipica sarda. Anche in questo caso, prima che la giuria popolare inizi la degustazione, mi piacerebbe che Federico ci raccontasse un po' tutto il piatto, cosa c'è nel piatto, quali sono gli ingredienti, e poi alla fine che ci indicassi anche come va assaggiato il piatto, perché anche nel modo in cui si approccia alla degustazione può cambiare la percezione che se ne ha al palato. Il nostro è un piatto che punta ad essere abbastanza etico, perché il tonno è un alimento che è bene utilizzare solo quando ne è consentita la pesca, quindi perché andare a nascondere il sapore del tonno con sapori forti o con tanti ingredienti? Un piatto molto semplice che porta prodotti della tradizione, prodotti della nostra terra, che puntano a valorizzarlo e non a nasconderlo o a coprirlo. Per la degustazione io consiglio di assaggiare tutti i singoli elementi insieme, quindi in un unico boccone, così da riuscire a raggiungere lo scopo del piatto, che è quello di regalare un gusto unico, sardo, carlofortino, della nostra terra. Quindi il tonno tu come l'hai preparato? L'hai scottato, ma c'è qualcosa, delle erbe? Raccontaci tutto nel dettaglio, falli sognare con il racconto della tua preparazione, perché anche questo aiuta a capire di più. Allora, nel piatto possiamo trovare una ricotta di pecora che è stata emulsionata con un'estrazione di larice. Il larice è una pianta che cresce a nord Italia, ha una fragranza molto balsamica che aiuta a dare un'apertura diversa al piatto. Il tonno abbiamo cercato di valorizzarlo al meglio affumicandolo con una leggera affumicatura e poi scottato leggermente per creare una crosta esterna che crea quella differenza sia di temperatura che di consistenza che aiuta meglio a degustare il tonno. Preparazione sarda, la fregola con le vongole. Abbiamo cotto la fregola in un'acqua di vongole in cui sono state frullate le vongole stesse, così da creare una consistenza. Le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
lose my hair and dreams hang in the air. Girls in the sky and in my blue eyes, I know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me stand